Guardate per esempio in Friuli che cosa succede, guardate, eccola qua, sono dentro degli scatoloni, se riusciamo a mandarli, all'interno di capannoni ce ne sono credo 1,5 milioni, più o meno stivati solo in Friuli, e per questo noi abbiamo chiesto di collegarci con qualcuno che in Friuli ci può dare delle spiegazioni. Dottor Andreatti, buonasera, lei è il direttore sanitario, no? Sì, buonasera, sono il direttore sanitario dell'azienda regionale Coordinamento Salute. Ecco, buonasera. Le dico subito una cosa, quando io vedo un dirigente e non vedo i politici ho sempre qualche sensazione, perché io avevo chiesto a Riccardi di collegarsi, che è il vicepresidente della Regione Friuli, e trovo lei. Ora, a me va bene tutto, però siccome c'è una variante importante politica, ecco, per carità, non se la prenda se io mi arrabbio con lei. Quante mascherine sono state sequestrate nella sua regione? Dunque, a fronte di una fornitura di circa 21 milioni di mascherine del 2020, a gennaio la Guardia di Finanza di Gorizia, come lei ha citato, ha sequestrato circa 1,5 milioni di mascherine corrispondenti a una dozzina, circa 12 codici diversi. Scusi, ma perché è così faticoso? Io capisco che lei è un direttore sanitario, deve lavorare con tutti, però si può dire che non erano buone? Che non erano a norma? Non erano a norma. Ecco, vabbè. Cioè allora, non si potevano mettere sulla bocca e sul naso di un medico o di un operatore sanitario, questo è il punto, cioè perché uno non erano a norma, queste erano mascherine fallate che venivano messe sulle bocche dei medici e degli infermieri che sono andati a intubare le persone. Erano non buone, lo posso ribadire, non erano da dare a medici e infermieri, però sono lì, 1,5 milioni solo per i Friuli. Siamo andati ad ascoltare un'operatrice sanitaria che ha vissuto mesi difficili, drammatici. Ricordiamo che questi medici, questi infermieri, a cui lo Stato poi ha dato 36 euro in busta paga, ricordiamolo, 36 buste, che protezione avevano? Protezioni scadenti. Sentite Rebecca Pecori cosa ha raccolto. Come molti dei miei colleghi ho lavorato in un reparto Covid. Nel momento dell'emergenza tu non stai a controllare cosa c'è scritto sulla mascherina, prendi e vai. E quindi se ti arriva qualcosa che non va, è come una roulette russa, te lo prendi e vai in corsia. Quando ha cominciato ad avere il sospetto che queste mascherine che vi venivano fornite negli ospedali non fossero idonee? Il sospetto è venuto da subito, dal momento in cui noi siamo partiti come reparto dedicato al Covid, però ormai era troppo tardi per molti di noi. Tutti gli operatori pian piano, nel giro di pochi mesi, si sono ammalati, cadevamo come birilli. Walter Zaluca, che è un consigliere regionale della tua terra, il Friuli Venezia Giulia, ancor prima che io, Trocchi e altri facessimo le inchieste, aveva presentato, ho letto, oltre 60-65 interrogazioni proprio su questo punto e non ha mai ricevuto una risposta. Nei giorni scorsi ce ne sono state sequestrate, secondo un'emittente televisiva, addirittura 2 milioni nella nostra regione da parte della Guardia di Finanza, in quanto vari campioni analizzati avrebbero dimostrato una capacità filtrante molto inferiore agli standard richiesti dalla normativa. Ci ricordiamo tutti che quella volta si era detto che non c'entrava l'ospedale, che i contatti degli operatori erano i familiari, cioè prendevano il virus in famiglia e poi lo portavano in ospedale, perché si diceva in ospedale non potevano prenderlo perché erano assolutamente protetti da queste mascherine, che poi abbiamo visto essere mascherine coi buchi. Concludo, visto che la sicurezza dei lavoratori e dei pazienti dovrebbe essere prioritaria,
quello che io chiedo è la verifica di questi dispositivi di protezione, magari 6 mesi dopo, ma facciamola. Cioè passiamo da una politica degli annunci a una politica finalmente dei fatti. Così potremo ridurre contagi e morti evitabili. Grazie. Consigliere Zaluca, prego, Intanto Assessore. rispedisco al mittente annunci e fatti e opacità che descrivono il continuo lavoro del consigliere Zaluca. Preziosissimo più lui agli annunci che ai fatti. A Trieste, gli operatori sanitari contagiati superano il 30% del totale degli infetti, il triplo della media italiana, una fiammata a cui hanno contribuito le case di riposo. E nelle strutture che fanno capo all'ASUFC, quella del Friuli Centrale, che copre sostanzialmente Udine e provincia, ci sono stati in un mese 140 contagi tra medici e infermieri, più del doppio della prima ondata. La maggior parte dei contatti con i positivi avviene fuori dalle strutture, ma il rischio poi è di creare all'interno degli ospedali e degli ambulatori dei focolai. Questo ad esempio è avvenuto a San Daniele, una cinquantina i positivi, contando anche i pazienti, e si è dovuto procedere a riorganizzazioni e chiusure. Le ho fatto una domanda su questo 1,5 milioni, mi può dare, perché non si sa più nulla di queste mascherine, che sito, cosa avete trovato? Lei è il direttore sanità, qualche cosa le sarà arrivata nell'orecchio. Com'erano queste mascherine importate dalla struttura commissariale? Ma diciamo che dal verbale che emerge, da quanto emerge dal verbale, sono mascherine che non corrispondono a quanto è dichiarato dall'importatore e dal fabbricante. Non era una norma. I test sono stati fatti dalla Guardia di Finanza. Voi avete una procedura delle prime mascherine che riguarda delle aziende friulane, di cui adesso qui non faccio il nome per non tediare i nostri telespettatori, che hanno lo stesso problema, cioè una verifica che non è avvenuta e delle questioni che sono ancora in sospeso. Penso alla prima TTK di Pasian di Prato, tutto quello che è avvenuto in Friuli prima che lo Stato prendesse. Quindi alla fine l'autonomia e lo Stato sono la stessa cosa, quindi o chiedete di essere una regione ordinaria o mi spiega perché anche dopo tanto tempo e con quello che è avvenuto prima voi non avete fatto una verifica diretta. Risposta, e poi le dico una cosa, a me risulta che in altre regioni, e tra poco ne avevo una prova, hanno comprato loro in autonomia a un certo punto le mascherine. Tra poco ci collegheremo con una sua collega, una dirigente di una regione italiana, la quale ha detto non mi convince questa operazione di Arcuri, compro io. Lei non l'ha fatto, allora, voi non l'avete fatto? No. Cioè, il problema vero non è tanto la norma, la legge, ma chi controlla che venga rispettata. E lì abbiamo assistito ad un rimpallo di responsabilità, no? C'era una struttura che doveva controllare, tanto che, volevo rispondere al dottore in collegamento, che alcune regioni, a me risultano, come a me risulta, hanno istituito un comitato di controllo per verificare se le mascherine che arrivavano dalla struttura commissariale fossero o no in regola. E infatti hanno scoperto che non lo erano. Trocchia? C'è il rischio che non paghi nessuno, 190 milioni di mascherine false, 65 milioni sequestrate dalla finanza, 130 milioni che sono finite negli ospedali e nelle RSA, le hanno messe sulla bocca e sul naso gli operatori sanitari, gli anziani, i medici, potrebbe non pagare nessuno. Queste mascherine sono di oggi, è questo il dramma, è questa la nefandezza che non avrei mai voluto raccontare. Queste mascherine sono di oggi. Ascoltate cosa raccontano a Rebecca Pecori alcune persone. Sono tornate, sono ritornate. Ho anche detto, attenzione, sono tornate le cinesine. Le chiamano così gli operatori sanitari degli ospedali di Trieste. Mascherine senza simbolo CE sulla confezione e senza indicazione del produttore. E ormai sono passati 1 anno e mezzo da quando è scoppiata questa pandemia. Effettivamente ci sono ancora mascherine in giro con l'assenza sulla stessa di indicazioni del produttore o del percorso che si potrebbe fare per individuare la qualità della mascherina. Perché lei pensa che abbiano fatto tornare adesso vecchie mascherine non idonee? Per far pensare che
che sono delle nuove, c'è un giro. Se tu lasci una cosa che non ti va bene un anno, la isoli, dopo un anno ricompare e la gente non pensa che è quella dell'anno prima. Ci sono stati tanti contagi all'interno dell'ospedale Maggiore. Sì, cavoli, adesso abbiamo operatori positivi e soprattutto persone vaccinate che girano sicure, che sono liberi e possono infettarsi. Una collega ha rischiato anche la vita, forte. Queste che vedete sono 2 tipologie di mascherine attualmente in uso negli ospedali di Trieste. Al momento però non è possibile sapere da dove arrivino. Ciò che è certo è che a giudicare dalle confezioni qualcosa non torna. Cioè sono veramente identiche, solo che qui c'è scritto non medico e qui c'è questo. Quando vedi queste cose qua, uno si preoccupa. Come è possibile? Una non medica, una medica. Qual è la differenza? Dove sta la differenza? Guarda che c'è il marchio qua cinese. Qui. Una confezione di cartone la faccio in qualsiasi parte, ma la mascherina non so da dove arriva. Giovanni, ti anticipo una cosa, mi puoi per cortesia dalla regia mandare quei 2 scatoloni, che sono 2 scatoloni di oggi, non di ieri. Vedete cosa c'è? Su uno c'è scritto addirittura no medical, lo vedete? Sull'altro c'è una cosa stranissima, una sigla che abbiamo chiesto ai nostri esperti di spiegarci e non sanno cosa sia. Dentro queste scatole ci sono queste mascherine. Quando quella donna diceva sono tornate le cinesine, sono tornate oggi. Oggi negli ospedali, in alcuni ospedali italiani ci sono queste mascherine, sono diverse e tra poco scoprirete qualcosa di incredibile. Sono tornate, dottore, da voi anche, glielo devo dire, sono tornate le cinesine. Sì. Allora, innanzitutto il personale sanitario che vada tutelato è assolutamente fuori discussione, quindi no, ma anche uno trovate, onesto come lei, diciamo, perché assolutamente Andreatti, un alleato. So che lei è un onesto, oggi ci mette la faccia lei, dovrebbero mettere la faccia altri, però le chiedo, sono tornate davvero anche in Friuli, come dicono quegli uomini e quelle donne che abbiamo ascoltati? Allora, guardi, come l'ho detto poco fa, noi tracciamo tutto il materiale che viene consegnato, teniamo i campioni e sappiamo esattamente dove viene distribuito. Ovviamente non sono in grado di risponderle nell'immediato perché non conosco a memoria i codici dei materiali che prevengono. Faremo le verifiche e io le saprò dire esattamente se questo materiale, domani se questo chiaro, io e lei è pervenuto nel nostro magazzino. Domani io e lei ci sentiamo. Sì, tranquillamente. Se questo materiale in quale quantità è pervenuto, se questo materiale è stato valutato dal Comitato Tecnico Scientifico e quanti pezzi all'unità sono stati eventualmente distribuiti e dove. Noi siamo in grado di dare tutti questi dati. Attenzione, noi siamo andati a Torino. A Torino c'è un laboratorio di grandissima qualità. Perché, sa, qualcuno mi dice ci sono le cinesine, noi non lo sappiamo, io vedo delle cose molto strane. Per esempio questa non ha addirittura, Giovanni puoi stringere su questa qui, non ha nulla, non ha un simbolo, non ha niente, non ha una cifra, non ha un'identificazione, zero. Che cosa ci hanno detto al centro di analisi di Torino di questa mascherina? Guardate. Non c'è nessuna marcatura, non c'è il marchio CE. Per quanto mi riguarda potrebbe averle fatte mia nonna con i ritagli delle federe queste mascherine. Quindi dal grafico, com'è questa mascherina? Una schifezza. Abbiamo una maschera che fa passare almeno 10 volte di più di quello che sarebbe consentito. Il rischio contagio è altissimo. Possiamo dire che protegge più una chirurgica ben fatta? Assolutamente che sì. Così? Assolutamente sì. Una schifezza. Lo dicono gente... Dottor Giletti, mi scusi. Sì. Ho rapidamente, durante questo breve intervallo, diciamo, ho chiesto ai responsabili del magazzino che mi dicono, salvo verifica, diciamo, che faremo domani più accuratamente, che queste mascherine non sono passate dal magazzino generale della regione Friuli Venezia Giulia. Questo lo dice lei, noi l'abbiamo però in mano. Altra mascherina. Quella con una sigla strana, poi vedremo, ci sentiamo domani. Andiamo avanti. Altra mascherina. Queste
queste mascherine vengono sempre dall'ospedale di Trieste, sia il Maggiore che il Cattinara, però a differenza delle altre hanno delle indicazioni sopra. Guardando questa marcatura, questa mascherina dovrebbe essere perfetta praticamente, perché c'è tutto, c'è il CE, c'è il numero dell'ente notificato. No, non è vero, non c'è il produttore. Questa marcatura è falsa. Nessun ente notificato ti accetterebbe una marcatura senza il nome del produttore. Quindi questo che significa? Che è un falso? Sicuro. Se io non so chi l'ha fatto, posso scrivere quello che voglio. Tanto chi mi piglia? Noi su questa mascherina non abbiamo il nome del produttore, però abbiamo il numero dell'ente notificato. Possiamo cercarlo per capire Cosa può fare? Esatto. E questo ente può fare macchine utensili. Radio, Esatto. utensili. E macchine utensili. Magari neanche l'ente sa che il suo numero è stato utilizzato. Questo ente la mascherina non l'ha mai vista, perché è un errore troppo grossolano, un ente notificato non lo fa. Quanto ci abbiamo messo senza misurare niente? Basta un computer, insomma. Sì. Anche in questo caso si tratta quindi di mascherine non a norma, ma abbiamo deciso comunque di sottoporle a un test di qualità. È una mascherina che non rispetta la norma, ma di gran lunga. Non è proprio classificabile in Europa questa mascherina. Quindi con una mascherina del genere non si potrebbe andare in un reparto Covid con pazienti infetti? Ah, per potere puoi se vuoi lasciarci la pelle. Però dovresti almeno saperlo. Allora, però queste sono circolano oggi. Bisogna cercare di capire come, da dove arrivano, chi le fa entrare. Ovvio che io non posso essere l'accusatore di una situazione. Mi sono state date da persone che stanno all'interno di un sistema, le abbiamo portate a analizzare e sono evidentemente, mi sembra abbia detto, schifose il laboratorio. È nostra premura metterci a disposizione a servizio vostro. Insomma, sono passati 2 anni, Sandra, siamo al punto di partenza. Ma probabilmente sono anche le stesse che tornano, cioè tutte quelle mascherine che sono state ordinate Dove e che non erano escono dalla porta e entrano dalla finestra. escono da Siamo un in lato e Italia. tornano dall'altro, no? Cioè, a me faceva un po' tenerezza, devo dirlo, no? Il dottore, perché probabilmente lui insomma si è trovato a dover, poteva venire a dover l'assessore. sostituire, ho capito, infatti non è voluto venire l'altro, però dico, non è che ci sarà uno spaccio di mascherine negli ospedali in Friuli, no? Perché lascia pensare questo, è come se ci fosse uno spacciatore che spaccia mascherine false, insomma. Perché vedete, le cose si fanno sopra il tavolo. Perché se volete, io sotto il tavolo, qua di storie, vi tengo fino a domani. Anche che riguardano alcuni che stanno qua dentro. Chiaro? Allora, no, non è una minaccia. Non è una minaccia. Non è una minaccia. Silenzio, Non è assolutamente una minaccia. Silenzio. Non è assolutamente una minaccia.